Il cimitero di Pianogatta diventa un caso, la situazione di grande emergenza sembra non avere fine. Sono più di 100 le salme in attesa di sepoltura, per una situazione che va avanti ormai da troppo tempo. La gestione del cimitero è un vero e proprio braccio di ferro tra la ditta, la Global Service e il comune di Agrigento. Si rischia una vera emergenza sanitaria, fanno sapere gli esponenti del Movimento 5 Stelle di Agrigento, ma senza dimenticare il dolore straziante dei parenti che non hanno nemmeno una tomba a cui far visita. La fine dell'emergenza sembra ancora molto lunga. Il comune di Agrigento deve risolvere la questione con la massima urgenza. Questa è la richiesta dei pentastellati. Più di 100 salme senza riposo. Nel dettaglio si tratta di una quarantina non ancora sepolte e più di 60 quelle ospitate in via Momentanea e in altri loculi. Al cimitero di Pianogatta, spiegano i 5 Stelle, non si costruiscono loculi dalla fine del 2016 e da mesi non si seppelliscono più le salme, con decine di famiglie che non possono dare una degna sepoltura ai loro cari per il solito rimbalzo di responsabilità. Al momento non ci risulta che alcuna soluzione sia stata trovata. Confidiamo nell'intervento di chi di dovere, perché tutto questo è inaccettabile. In un paese civile una soluzione immediata sarebbe la giusta risposta ad una questione che, oltre ad essere rischiosa, sta diventando ogni giorno una triste storia di ordinario degrado. Il consigliere comunale di Agrigento, Marcella Carlisi, evidenzia tra l'altro come le salme siano oggi conservate in un'area che non sembrerebbe avere le caratteristiche di legge previste per le camere mortuarie ed invoca con urgenza una conferenza di servizio che coinvolga l'ASP, ditta, comune, il prefetto e anche la Chiesa agrigentina, perché questa emergenza coinvolge e mette alla prova anche la fede.